500 per investimenti di manutenzione, il conto salato dell'ondata di maltempo nel bilancio regionale, preoccupati per il Piave, non è protetto da bacini di laminazione, dice Zaia. Alberto Rizzotto non si recò al pronto soccorso per questioni cardiache. L'avvocato della famiglia dell'autista del bus precipitato a Mestre smentisce quanto scritto su alcuni quotidiani. Paura questa mattina in piazza Ferretto, un pezzo di cornicione è caduto dal terzo piano del palazzo accanto all'ex cinema Excelsior, è il secondo caso in pochi giorni. Rimosse questa mattina le panchine in Corso del Popolo a Mestre come soluzione antidegrado. Nel pomeriggio maxi blitz delle forze dell'ordine. 20.000 firme per dire basta Italia alla sanità definita al collasso sono state depositate stamattina dalla CGIL nella sede della Giunta regionale a Venezia. Campanile pendente vertice a Portogruaro il 24 novembre, a distanza di 4 mesi dall'ultimo incontro, l'amministrazione comunale guidata dal commissario ha convocato una seconda riunione sulla sicurezza dell'area. La corsa alle regionali 2025 si arricchisce di una nuova ipotesi, quella dell'imprenditore Matteo Zoppas come candidato di Fratelli d'Italia per il dopo Zaia, ma l'imprenditore replica, concentrato altrove. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, quindi questi i titoli di oggi, ma in primo piano subito il sondaggio al quale vi chiediamo di rispondere questa sera. Lo vediamo insieme con l'aiuto della nostra videografica ed è relativo al dibattito sul fine vita dopo le firme che sono state raccolte ed il dibattito che si è aperto in Veneto. Ecco dunque la domanda: legge su fine vita, chi deve decidere? Se per voi la decisione va presa dalla Regione, fate una chiamata allo 04 221 6691. Se per voi invece la competenza è statale, quindi deve decidere il Parlamento, il numero è lo 0422 162 6690. Come sempre il risultato del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring in Onda a partire dalle 21:15. I servizi e le notizie di oggi. Ora il bilancio del maltempo, dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sulla nostra regione. 100.000 euro tra spiagge erose e frane, ma soprattutto 500.000 euro di investimenti da fare. Oltre ai 100 milioni di danni, direi che è fondamentale ricordare che noi abbiamo la necessità quantomeno di avere $500 miliardi per diaframmare, quindi mettere in sicurezza gli argini che sono stati assolutamente molto sollecitati e quindi oggi hanno l'esito del danno di questa alluvione. E così il conto del maltempo che si è abbattuto sul Veneto sale a 600 milioni di euro. 100 milioni fanno parte della conta dei danni. Le aree più colpite sono le spiagge e le zone montane. Solo a Bibbione 7 chilometri di litorale hanno subito un'erosione di 40 centimetri. Poi ci sono le frane in montagna e in collina, 32 quelle registrate, che impongono lavori sulla viabilità secondaria. È la cifra degli investimenti a far schizzare i conti in alto con la messa in sicurezza necessaria delle anse dei fiumi. I lavori riusciamo a farli velocemente, il problema vero è un altro, il problema è che ci vogliono le risorse. Ne ho parlato con il ministro Salvini, ma ne ho parlato in senso generale, visto e considerato che il governo dovrà fare ovviamente un decreto e cominciare a stanziare fondi rispetto a quello che è accaduto. 2 miliardi ha già investito la Regione Veneto in grandi opere dopo il 2010 con la grande alluvione. Resta scoperto il fronte del Piave sul quale pende il progetto tanto contestato del bacino alle Grave di Ciano. I ricordi della piena storica del 1966 sono vivi. Per la Regione è quello del Piave il prossimo fronte. Ci dobbiamo concentrare il più possibile sul Piave, perché quel bacino idrografico del Piave è un bacino importante, ce l'ha dimostrato anche durante questa ultima alluvione. In 24-48 ore il Piave si è totalmente riempito d'acqua. Bacini di laminazione, diaframmature degli argini col calcestruzzo perché vanno rafforzati. In queste ore intanto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale emette una nuova allerta arancione fino alle 14 di domani per il bacino Po e Basso Adige. Allerta gialla invece nei bacini Basso Brenta, Bacchiglione, Livenza e Tagliamento. E paura oggi in piazza Ferretto a Mestre per il crollo di un cornicione dal terzo piano del palazzo accanto all'ex cinema Excelsior, è il secondo in pochi giorni.
Paura in piazza Ferretta Mestre quando poco dopo le 11:30 dal terzo piano di questo edificio è caduto un pezzo di cornicione. Fortunatamente a quell'ora non stava transitando, non stava passando nessuno. Solo un fortunatissimo caso del destino ha voluto che gli enormi blocchi di marmo non si siano schiantati sulla testa delle persone lungo il passaggio pedonale. Ci sono molti bambini. Questa zona, quella della fontana, è molto frequentata al pomeriggio da bambini piccoli. E insomma, se capitava mentre un bimbo giocava era un pericolo grosso. Immediato l'intervento con l'autogru dei vigili del fuoco per verificare non ci fossero altri pezzi di marmo pericolanti, eliminare le parti a nuovo rischio crollo e mettere in sicurezza i pezzi precipitati. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Transennato il porticato e interdetta l'area. La gente sotto shock ed esterrefatta per il reale scampato pericolo. Che bisognerebbe guardare che manutenzione fare in tutta la piazza, perché ci sarà questo, sarà un palazzo vecchio, ma ce ne sono altri anche di vecchi. Io adesso non me ne intendo quello che sta accadendo, quello che non sta accadendo. Bisogna che vengano le persone adatte. Si tratta del secondo caso in una settimana, sempre in piazza Ferretto, quando, sempre dai vigili del fuoco, era stato chiuso il porticato sotto ai tabacchi per il pericolo crollo. E abbiamo visto che era tutto transenato per la caduta del cornicione vicino alla tabaccheria e al bar sport. Dopo un giorno tutto si è messo a posto. Chiedere ai proprietari di controllare se le loro strutture sono ancora fatiscenti o meno. Sì, è un stabile abbastanza vecchio e in quello in parte l'Eccelsior è anche dismesso, penso. È uno dei buchi neri della città. Sì, purtroppo, e della piazza anche. Campanile pendente vertice a Portogruaro il prossimo 24 novembre. A distanza di 4 mesi dall'ultimo incontro, l'amministrazione comunale guidata dal commissario prefettizio ha convocato una seconda riunione sulla sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea, una questione decennale sul continuo inclinamento del manufatto. Dopo 20 anni di monitoraggio si è preso atto che la torre continua a muoversi con un trend di inclinazione di circa 2 mm all'anno. Il vertice del 24 novembre consentirà di definire gli eventuali aggiornamenti del piano di emergenza per rischio crollo del campanile, che prevede una zona rossa da evacuare nel raggio di 65 metri. Gli edifici possibilmente coinvolti dal pericolo di crollo sono 29, mentre le persone da allontanare sarebbero circa un'ottantina. Alberto non si recò al pronto soccorso per questioni cardiache. A parlare l'avvocato della famiglia Rizzotto relativamente alle condizioni di salute del conducente del bus precipitato a Mestre. Nessun accesso ospedaliero per ipotetici problemi cardiovascolari. Smentisce così quanto riportato da alcuni quotidiani l'avvocato Stilo, difensore della famiglia dell'autista Alberto Rizzotto, che la sera del 3 ottobre ha perso la vita sul bus precipitato dal cavalcavia di Mestre insieme ad altre 20 persone. Negli articoli si legge infatti che Rizzotto si sarebbe recato alcune volte al pronto soccorso nelle settimane precedenti l'incidente, lamentando malesseri che potevano essere riconducibili a problemi cardiaci. Ma, continua l'avvocato, vi si è recato a giugno scorso per motivi che restano riservati e che nulla hanno a che fare con i problemi al cuore. La documentazione sanitaria, conclude, è a disposizione della procura e fa parte del materiale dell'autopsia che entrerà anche nel nuovo esame al cuore. L'unica certezza in attesa degli esiti, ribadisce l'avvocato, è che Alberto sia morto per la frattura del cranio provocata dallo schianto del bus al suolo. Resta poi attesa sugli esiti delle altre perizie, in particolare sull'assegnazione della consulenza sul bus. Un'istanza per sollecitarla l'ha depositata nei giorni scorsi proprio l'avvocato dei Rizzotto, convinto che la causa da cercare sia lì, come ne è convinto anche l'assessore Boraso, intervenuto nella trasmissione Ring. Ringrazio Media Nord-Est che ha focalizzato un tema, una foto molto eloquente che merita un necessario approfondimento di carattere tecnico istruttorio da parte della Procura, e mi auguro che presto si arrivi alla nomina di questi super periti, perché non ci sarà solo il super perito della Procura, ma anche ognuno degli indagati avrà diritto di nominare un tecnico
Eccola qui, questa è una foto clamorosa, eloquente, c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che è successo su quella ruota che si vede totalmente fuori asse rispetto alle altre ruote. Intanto giovedì l'ingegner Migliorino tornerà sul cavalcavia per un secondo sopralluogo, prelevando questa volta anche dei campioni di guardrail. Rimosse da questa mattina tutte le panchine di Corso del Popolo a Mestre come soluzione antidegrado. Rimosse in mattinata le panchine di Corso del Popolo a Mestre come soluzione a sbandati e tossici. È così che il prefetto ha dato corso, a meno di 24 ore dal suo sopralluogo, alle richieste di residenti e commercianti. Decisione assunta a seguito delle 150 firme inviate al sindaco con cui chiedevano una soluzione alle pericolose frequentazioni della zona, aumentate specie dopo la chiusura forzata a fine settembre scorso del vicino mercatino abusivo per il posizionamento delle telecamere al parco di Via Tasso. Sono stati velocissimi, è solo che adesso dalle panchine, come si può notare, si siedono sopra il cemento, bisognerebbe proprio smantellare tutto. Voi esercenti cosa ne pensate? Che stanno in piedi, non si riposano più come prima. Diciamo che c'è chi dice sì, delle volte è un bene perché serve la panchina, delle volte però si siede un po' di tutto. Decisione fotocopia di quelle prese ad agosto 2022 con la rimozione delle panchine della centralissima via Zorzetto prima e poi con l'edicola abbandonata di via Puerio. Ma il problema dei bivacchi non si è risolto. La via Piave che spostai da qua, qui manda via da qua e andare da un'altra parte, non risolve il problema. Rimuovere le panchine come metodo di dissuasione alla seduta non pare funzionare. Lo vediamo con i nostri stessi occhi dalle immagini girate a pochi minuti dall'eliminazione di quelle in Corso del Popolo. Vedete, ci si continua a sedere dove si può. Secondo me diventa scomodo per tutti gli altri, insomma, non so. Non mi pare sia una soluzione. Magari manca la panchina e qualche persona anziana magari ne aveva bisogno. La persona anziana ha il badante o la badante e ha la sua carrozzina. Ma non tutti gli anziani hanno la carrozzina e il badante, sono anche persone che fanno fatica a camminare, che si stancano, anche allora gente devono restare a casa allora, se si stancano. E sempre in Corso del Popolo nel pomeriggio, nell'ambito dell'operazione Interforze Alto Impatto contro spaccio e criminalità, circa 40 uomini di polizia, carabinieri, finanze e polizia locale, coordinati dalla questura, hanno controllato la strada. In particolare i controlli hanno riguardato l'area del condominio San Marco, edificio da tempo impacchettato per lavori alla facciata. Sui suoi sottoportici sono da tempo considerati a rischio per episodi di spaccio e piccola criminalità. Lo stesso condominio dove la scorsa estate si è consumato l'omicidio di Lorenzo Nardelli. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. 20.000 firme per dire basta ai tagli della sanità sono state depositate dalla CGIL. La carenza di personale è ormai cronica, in tutti i settori pubblici, comprese le funzioni centrali. Negli ospedali abbiamo bisogno di medici, di infermieri, di OSS, di personale sanitario nel suo insieme, di personale tecnico e di stessi amministrativi. Oggi quantificare il numero necessario è veramente difficile, noi diciamo almeno 5.000 persone nel comparto e 3.000 nell'ambito dei medici. Non c'è solo quello che viene definito il tracollo della sanità al centro della protesta della funzione pubblica della CGIL del Veneto, ma certo si tratta di uno dei settori più critici, di quelli dati più vicini al collasso. Il sindacato dice basta ai tagli alla salute e agli enti locali. Sono le 10.30 quando gli scatoloni che contengono 20.000 firme raccolte in Veneto lasciano Campo San Tomé e imboccano le calli verso Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, dove sono consegnate agli assessori Calzavara e Lanzarin. Ad aprile abbiamo iniziato una raccolta firme per chiedere un piano straordinario di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Nell'arco di 10 anni abbiamo perso 6.000 lavoratori negli enti locali,
abbiamo perso 3.500 lavoratori negli enti territoriali dello Stato, INPS, INAIL, ispettorati del lavoro. Le crisi economiche del 2008, del Covid e delle guerre attuali le stanno pagando i lavoratori e i cittadini, sostiene la CGIL, che chiede alla Regione Veneto di procedere subito con le assunzioni di chi sta in graduatoria in sanità e di farsi portavoce in sede di conferenza Stato-Regioni di un cambio della legge di stabilità 2024. Soprattutto i comuni più piccoli non riescono più a garantire i servizi alla cittadinanza. Proviamo a pensare tutto al tema dell'assistenza sociale, tutto il tema anche dell'affiancamento alle persone più fragili. Tutto questo diventa sempre più difficile, sempre più complicato, quindi sbloccare le assunzioni è un tema importantissimo. Il 17 novembre sarà sciopero generale delle funzioni pubbliche di CGIL e UIL. Il 24 ci sarà lo sciopero di tutti i lavoratori, ma la mobilitazione non si fermerà finché non ci sarà una risposta dalla Regione e dal Governo. La politica ora, aspettando le regionali del 2025, per il candidato di Fratelli d'Italia circola anche il nome del noto imprenditore, titolare della San Benedetto Matteo Zoppas, già presidente di Confindustria Veneto ed oggi alla guida dell'agenzia ministeriale ICE. In queste ore la sua nota nella quale fa capire come l'ipotesi resterà tale. Il mio nome non è neppure il primo dei tanti che verranno indicati da varie parti per proporre o bruciare una candidatura che, seppur del tutto improbabile, potrebbe risultare scomoda, scrive Zoppas. Non è che l'inizio di un balletto di nomi che durerà fino alle candidature ufficiali. Sono comunque grato, continua Zoppas, a chi mi ha rivolto questa attenzione. Chiunque sia, gli auguro successo in una regione che merita tanto rispetto. Ho l'ambizione di portare a termine con impegno la riorganizzazione avviata nell'agenzia ministeriale, di consolidare il risultato con l'ottima squadra che la compone. Un impegno tanto complesso quanto delicato, conclude Zoppas. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Benvenuti al meteo, previsioni per mercoledì 8 novembre. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, di notte previste nebbie sparse sulla pianura e nelle zone prealpine. Non sono attese precipitazioni. Temperature in sensibile calo, minime comprese tra i 4 e i 9 gradi, massime intorno ai 12-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con prevalenza di cielo sereno localmente poco nuvoloso. Nella notte e al mattino possibili locali nebbie sulla bassa pianura. Temperature minime comprese tra i 6 e gli 11 gradi, massime tra i 15 e i 17 gradi. Sul Trentino Alto Adige è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. Temperature ancora in diminuzione. Minime comprese tra i -2 e i 2 gradi, massime dai 7 ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.